Oggi la Chiesa celebra San Felice. Il nome Felice deriva dal latino felix ed il significato è contento, felice, ma anche fertile e fecondo. Il 12 ottobre è la giornata mondiale del malato reumatico. La giornata di sensibilizzazione è volta ad aumentare la conoscenza dell'esistenza e dell'impatto delle malattie reumatiche e muscoloscheletriche. I due principali obiettivi della ricorrenza sono di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui 150 disturbi reumatici che minano seriamente la qualità di vita e la salute di oltre 5 milioni di italiani, e di insegnare ai pazienti l'importanza di segnalare tempestivamente i sintomi delle patologie al proprio medico, in modo da riuscire a trattarle nei modi e nei tempi adeguati. È una data che conosciamo tutti, la impariamo da bambini e ci accompagna per tutta la vita. Il 12 ottobre del 1492, oltre 500 anni fa, Cristoforo Colombo scoprì l'America. Dopo aver attraversato l'Atlantico con le leggendarie 3 navi, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, toccò terra sull'isola di San Salvador, convinto di trovare le Indie. Da quel momento, per convenzione, è nata l'età moderna. Cosa si intende per altezza del suono? L'altezza è una grandezza legata alla frequenza dell'onda. Maggiore è la frequenza e più acuto è il suono. Misurata in hertz, viene definita come il numero di creste e valli, quindi di cicli, che passano in un punto in ogni secondo. Molto interessante è l'applicazione sulle macchine da corsa in movimento. Se vi trovate accanto alla macchina, ma più avanti di questa, le onde sonore si comprimono e sentirete un rumore più acuto. Quando vi troverete più indietro, sentirete invece un rumore più grave. Buona domenica ai 12, oggi la giornata si presenta morbida e carezzevole, luna in cancro, luna che sa tanto di famiglia, di affetti, di abbracci e di sentimenti veri. Ariete, per voi che vivete la domenica un momento un po' costrittivo rispetto a ciò che vorreste fare, placatevi, è vero che in famiglia c'è bisogno di voi, ma ci sarà spazio poi in serata per avere a che fare con la socialità. Toro, splendida luna per voi in cancro, una luna che amate molto proprio perché per voi significa comunicazione affettiva e famiglia. Oggi molto sereni e anche con un intuito particolarmente sviluppato. Gemelli, per voi la luna è uscente dai vostri gradi zodiacali, ma si mette in una posizione in cui vi fa avere finalmente delle chiarezze in questo periodo così tormentato e pieno di dubbi, quindi ben venga. Cancro, protagonisti della giornata. La luna, il vostro astro, torna a casa, quindi oggi c'è una conferma affettiva e familiare molto importante che vi scalda il cuore. Leone, per voi oggi è una luna defaticante proprio perché volete riposare, ma gli astri non lo consentiranno, anzi gioco forza, oggi sarete abbastanza esposti, cercati, ricercati e apprezzati. Vergine, per voi la luna in cancro è una posizione sempre molto dolce e favorevole e sfrutterà questa condizione proprio per acclimatarvi un po' di più con l'amore, per passare bene dei momenti intimi. Bilancia, luna di quadratura per voi, una luna che pone anche un problema di stress che si ripercuote sugli affetti. Attenzione. Scorpione, magnifico e bellissimo trigono della luna potente in cancro che finalmente calma un po' gli animi di Mercurio e di Marte, addomesticandoli un po'.
Sagittario, la buona notizia è che la Luna finisce di essere in opposizione, per cui torna a un livello emotivo decisamente più fluido e coerente. Capricorno, inizia l'opposizione della Luna, una Luna potente e alquanto fastidiosa, proprio perché vi mette necessariamente nelle condizioni di riflettere tra voi e il partner. Acquario, giornata particolarmente sognatrice oggi, piena di emozioni, di sogni, di suggestioni, di qualcosa dal passato che finalmente ritorna. Quindi oggi godetevi un po' la giornata. Pesci, per voi la luna è stupendamente in trigono e finalmente vi riprendete un po' di riposo, di calma e di serenità meritatissimi peraltro, anche perché avete dato tanto e da domani si ricomincia di nuovo. Doveva essere provvisorio, ma l'inno di Mameli, adottato il 12 ottobre del 1946 per rappresentare la nostra nazione, è rimasto fino a oggi. Conosciuto come Fratelli d'Italia, nacque in realtà con il titolo di Canto degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. Fu scelto per l'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia, composti durante la stagione risorgimentale. Io ho la testa spesso tra le nuvole e non mi accorgo che magari, mentre sto guardando, facendo qualcosa, vicino a me sta succedendo dell'altro. Fiddling while Rome burns è l'espressione che si usa in questo caso, letteralmente giocherellare mentre Roma brucia. Insomma, perdere tempo mentre qualcosa di importante come la distruzione di Roma sta avvenendo. La prova era una rudimentale mappa che sosteneva di aver estorto a un naufrago in punto di morte. Confermava quello che Cristoforo Colombo aveva sempre pensato, cioè che al di là dell'oceano ci fosse terra, per la precisione l'India. Ma il viaggio era lunghissimo e lo spreco di soldi e vite sarebbe stato enorme, gli dicevano. Quanto alle vite rischio innanzitutto la mia, rispondeva lui. Gli altri marinai sarebbero stati scelti tra avanzi di galera. Fu così che nello scetticismo generale il 3 agosto del 1492 il matto partì da Palos con 3 caravelle e un equipaggio di disperati. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. E oggi andiamo a scovare la felicità nelle piccole cose per riuscire a vivere appieno questo nuovo meraviglioso giorno che è alle porte.